Corriere Impresa Nord-Est, lunedì 21 luglio 2025. Alcune è meglio di una. La lezione di Azzurro Digitale e il caso AVMS. Se ci venisse chiesto di nominare d'impulso qualche tech company, i primi esempi che ci verrebbero in mente sarebbero quelli delle big tech americane e cinesi che hanno cambiato il modo di lavorare, di interagire e di comprare. In realtà, il mondo tech è popolato da una moltitudine dinamica di imprese. Alcune staccano le altre per intuito imprenditoriale e capacità realizzativa e diventano protagoniste di operazioni industriali significative. È il caso di AVMS, piattaforma SaaS per gestire il lavoro nelle fabbriche. Nel 2019 è nata come spin-off della padovana Azzurro Digitale. Nel 2025 il gruppo Zucchetti, già entrato nel capitale nel 2020 con una quota di minoranza, ha acquisito il 100%. Fonti di stampa dicono che la valutazione sia stata superiore ai 20 milioni. Non male, visto da Nord-Est. Questa storia lascia il segno. Alcune è meglio di una. Carlo Pasqualetto, Jacopo Pertile e Antonio Fornali nel 2014 hanno fondato Azzurro Digitale. Qualche anno dopo hanno gemmato sia la già citata AVMS sia Matix, azienda specializzata nelle soluzioni per rendere intelligenti le attrezzature industriali. Carlo, Jacopo e Antonio sono un esempio di portfolio entrepreneurship. Mantengono più imprese attive nello stesso periodo, costruendo un portafoglio imprenditoriale diversificato. Ciò permette di capitalizzare esperienze, capacità di gestire team, di creare reti e di lasciare spazio alla generazione di nuove idee. È come dire che la creazione di imprese è una competenza da esercitare e non un vincolo identitario da custodire. Per diffonderla serve un ecosistema specifico che include anche qualificati operatori per apportare la finanza per la crescita. Quanto basta? Il nuovo modo di fare impresa porta con sé un paio di corollari. Il primo è relativo alla quasi ovvia apertura del capitale a partner finanziari e industriali fin dalla fondazione della nuova impresa. Ciò significa che le competenze di governance sono un tratto distintivo di queste nuove generazioni imprenditoriali e questa è anche un'evidente differenza rispetto alle generazioni precedenti. È un segno che il sistema è cambiato. Il secondo è che la cessione dell'impresa è uno step naturale nella traiettoria evolutiva del progetto. La vendita genera valore per tutti gli stakeholder quando è il modo più efficace per dare ulteriore slancio alla tecnologia, per garantire continuità ai team e per liberare nuove energie imprenditoriali. Forma mentis. A volte la vendita dell'impresa è vista come segno di disimpegno o fuga dalle responsabilità proprietarie. In realtà, un mercato equilibrato dove comprare e vendere le quote delle imprese è proprio quello che serve per valorizzare il talento che abita i territori. La ragione? Chiedetela ai fondatori di AVMS.